Potrebbe essere. Non posso mica cardiarvi senza scaldare. Lore, mi ha appena suonato quello Just Eat. Credo che tua mamma abbia ordinato da mangiare. Con compagno Frankie Mario, grande amico. Raga, ma in un totale di 6 round, Bag, è riuscito a fare una kill? No. Fai i cazzi vostri! Dai, voi... Sapevi tu quando Bisim e Basame se andà in Cesa? Sì, se spara in bocca a tutti e due. Ma io, poi... Mi dissocio. Mi dissocio. Perché sei così aggressivo? Ma andiamo con sto Bisim e Basame. Alla fine qualcuno che va a sempre una cappella o cose così. Esatto, quando ti andai in Cesa è proprio per quello. L'evidenza è quella di Tempest, Bag, che così cambi sponda. Ce la fai, Bag? È difficile, a minigame. No, è minigame e maniaga. Ah, se non per la stoviglie, fa qua per tutto. Minigame attacca a sugare per 10 minuti, maniaga finché non asciuga. E vi ricordo anche che bisogna sempre mangiarga e mangiarga finché non si asciuga. Bisim e Basame. Serve il Maverick, fra, così loro pensano: oh mio Dio, non brecciano questi coglioni e noi li scopriamo. Boh, non lo so, secondo me hanno ragione. Vabbè, scogli. Qui mi ha già fatto vedere. Allora vuoi proprio morire? Dai, lag! Vaffanculo. Guarda come lagga. Oddio, no, ha laggato anche me, fra. Ma non... Oh, Jäger, Vaffanculo, 170 di ping. Jäger su scale. Kaid era qua. Grazie, bel gioco, grazie. Questo me ne sbatto un cazzo! No. Io non tocco. Perché da su banca poi, ma meritiamo, dai, Dio buono. Oh, finalmente. Pefo, tu puoi mettere giù il joystick, ci pensiamo noi. Bag, Ciao maestro! Addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Dai, butta sto cazzo di amo. Aspetta, ma facciamolo fatto bene. Un po' di daily, esatto, gioca. Dai, Il cane pescatore serve. Butta l'amo. Hai mangiato la pizzetta, Lore? Sì. Era buona? Buono in culo, fra. Adesso tra un po' arriverà il momento in cui dirai adesso vuoi darmi un Anzi, ti prendo al lazzo, Rocca. Una canna fatta di magia. E quell'amore. Io, ti mangia qua. Ma che due coglioni? Ma che due coglioni sono, raga? Potrebbe essere. Non posso mica cardiarvi senza scaldare. Lore, mi ha appena suonato quello Just Eat. Credo che tua mamma abbia ordinato da mangiare. Non sono sicuro, ma dovrebbe essere tua mamma. No, non alzarli. Non ti ho detto usa la tattica di Padre Pio. Lo diceva anche Padre Pio. No, doveva. Classicciato Dio. Birbantello. Vangelo secondo Beghi. Fiato mare. Io non credo che a Messa si usino E queste poi parole. momento di silenzio mentre il prete si gira per leggere il secondo sermone del Vangelo secondo Beghi. Tutti che fanno ai figa feffo. Aspetta, rifallo che ti facciamo il coro anche, Rocca. Aspetta. Praticamente il nostro Federico, nonché il re, nonché il sire, proprietario del feudo dei feudis, il patrono, ha deciso di entrare nel mondo del commercio di generi alimentari mediante la produzione di ricotta o formaggi e latticini freschi in genere. Chilometri zero.
Questi ultimi vengono prodotti a chilometri zero con impatto zero mediante energia cinetica per rispettare l'ambiente. Entro il 2030 verrà creato un processo automatizzato per l'estrazione, se possiamo chiamarla estrazione, e praticamente mediante l'eccitazione di Federico viene prodotta questa ricotta. La ricotta poi viene conservata in loco e viene creata la ricotta in crosta, oppure viene utilizzata per fare formaggi freschi, tutto fresco. L'hai fatta col cazzo sta ricotta, Nemo, Dio. Come compagno Frankie Mobile, grande amico. Raga, ma in un totale di 6 round, Bug, è riuscito a fare una kill? No. Fai i cazzi vostri! Dai, voi svegli a mattina e tu hai una tazzina dei cazzi alta manco 1 metro da terra. Dai, voi. Ma che la tazzina già è stretta, quindi non c'è tanti. Avevo una tazza mia a plasmo mico con resina. Dai, dentro. Scusami se il vostro vocabolario si è fatto a 2 parole, se figa tomare. Figa tomare. Te l'ho detto che è 2 parole. Si può anche è logica. Scrivendo Feggetumur. Era più giusto. Pollo al carro armato, sì, pollo al carro armato, una bella galletta. Una cannonadio. Non lo sai quella di Pordenone, Tommy? No. Rocca pratica racconta. tua madre ed è un puttanone. Benvenuti a Pordenone. No. L'ha detto davvero. Rocca, spiegagliela. Una mattina 4 militari si svegliano e sanno che dov'era il posto? A Pordenone. A Pordenone ogni mattina 4 militari si svegliano e sanno che devono fare l'esercitazione più veloce alle galline. Praticamente ci sono queste esercitazioni col carro armato. Ho visto che c'erano le galline, ho detto sparo, non sparo, ho sparato. Che sparava un pollaio col carro armato, Tom? Distrutte 24 miliardi, anzi 7 miliardi di galline. Sono fortunato che casa mia è un cazzo di bunker. Merda, Diego, cos'hai? Hai codici nelle finestre? Ah sì, Rocca. Per come esce l'album di Massimo P, raga, che mi sono ancora 26, è giovedì, è venerdì notte. Fai come Yakidale, Diego. Giovedì notte alle 0000. Dio vai. Non ho visto Tom il video ultimo di Yaki che merda, ha fatto un bunker di sistema d'allarme. Non ho fatto un cazzo, però come faccio a spoilerarti un video di allarmi, fra? Mi spieghi come cazzo faccio? Non lo so, magari ha messo un sensore che ti fa un ologramma in cui viene fuori tua madre che dice ehi, non entrare. Cavere forte. Vabbè che non eri in finestra a bagno. Esplodi! Faccia di merda! Un operatore alleato rimasto. Esplodi.